Il campionato di promozione della città di Mistretta si apre con una vittoria in rimonta a spese di una Valdinisi che ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata. La formazione bianco-azzurra fa subito valere la legge del Salvatore Lentini e grazie alle reti dello spagnolo Ducure e del solito Santo Salerno incamera i primi 3 punti. Con le immagini di Davide D'Amico vediamo la sintesi che si apre dopo 7 minuti proprio con Salerno che troverebbe la rete del vantaggio, ma il signor Ferlazzo annulla per fallo sul portiere biancorosso. Vantaggio che al 32esimo trova invece la squadra ospite grazie alla splendida punizione di Nocito che infila all'incrocio dei pali l'1-0 per i suoi. Nel mezzo i biancorossi avevano anche chiesto un calcio di rigore per un presunto mano in aria sul quale il fischietto di Palermo ha lasciato giocare. Nella ripresa il Mistretta cerca sin dall'avvio il pareggio con Rinaldi, ma il suo sinistro risulta impreciso. Stessa sorte per la conclusione del biancorosso De Clo che sfiora la traversa della porta difesa da D'Amico. Al 56esimo però gli Amastratini rimettono tutto in parità grazie a Ducure che raccoglie l'ottimo cross da destra di Marguglio e da pochi passi fa 1-1 per la gioia dei tifosi biancoazzurri. Il Mistretta ci crede, ma i tentativi di Salerno in acrobazia prima e di Ducuru di testa poi non centrano lo specchio della porta. Vantaggio che i locali troverebbero poco dopo con Salerno, ma il direttore di gara ferma tutto per un dubbio fuorigioco dello stesso centravanti Amastratino. Il super bomber di casa però fa centro al minuto 77 quando si procura la massima punizione e poi con un destro secco dagli 11 metri spiazza Caspanello per il gol che vale di fatto il 2-1 per il città di Mistretta. Lo stesso Salerno avrebbe anche la palla del tris ma la sciupa calciando sul fondo e con Caspanello fuori dalla propria porta. Nel finale poi la Valdinisi tenta comunque l'assalto disperato, ma le sortite operate dall'11 di Frazzica non producono il pareggio sperato. Finisce 2-1 per il città di Mistretta, ma la Valdinisi non ha demeritato.